Benvenuti nel suggestivo scenario del Castello di Acquafredda, imponente fortezza medievale che si erge a Siliqua, nel sud della Sardegna, a circa 30 km da Cagliari. Questo affascinante maniero sorge a 256 metri sul livello del mare, su un rilievo vulcanico noto come Domo Andesitico di Acquafredda, oggi monumento naturale della regione Sardegna. La sua esistenza è documentata già nel 1238 da una bolla papale, ma la tradizione ne attribuisce la costruzione al celebre nobile pisano Ugolino della Gherardesca, conte di Donoratico, che ne prese possesso nel 1257. Ugolino, divenuto signore di gran parte del sud-ovest sardo, dopo la caduta del giudicato di Cagliari, controllava anche altre fortificazioni della zona. Tristemente noto per la sua fine, imprigionato a Pisa nella Torre della Muda, poi detta Torre della Fame, vi morì nel 1289, vicenda che Dante Alighieri immortalò nel 33° canto dell'Inferno. Il castello, oggi in rovina, si sviluppava su 3 livelli. Alla base sorgeva un borgo cinto da mura merlate, con alloggi, stalle e depositi. Più in alto, una torre cisterna a 3 vani garantiva l'approvvigionamento idrico. Infine, il nucleo più elevato comprendeva la struttura a pianta, a U, e l'imponente torre di guardia. Dopo la morte di Ugolino, il maniero passò ai suoi eredi, quindi alla Repubblica di Pisa, e infine, nel 1324, agli aragonesi. L'abbandono iniziò probabilmente già dal 1408 e, nel 1785, il castello veniva descritto come distrutto. Scavi recenti hanno riportato alla luce i resti di 3 individui sepolti nel terreno, tutti maschi di età compresa fra i 35 e i 45 anni. Quanto a Ugolino, celebri indagini archeologiche del 2002 hanno identificato alcuni scheletri che potrebbero appartenere a lui e ai suoi familiari, con oltre il 99% di probabilità d'appartenenza alla famiglia della Gherardesca. Le analisi smentirebbero il cannibalismo, ipotesi che Dante rese leggendaria nel suo racconto, ma che i dati scientifici e la condizione fisica del conte rendono assai poco credibile. Nonostante ciò, il mito di Ugolino che si ciba dei propri figli continua ad aleggiare come cupa leggenda attorno a questo luogo, conferendo al castello di Acquafredda un'aura di mistero che ancora oggi affascina chiunque lo visiti.